Buon pomeriggio ragazzi. Allora, come avevo promesso, ecco la diretta in cui vi spiego l'idea geniale, l'idea semplice e geniale che può aiutarvi a promuovere la vostra attività, a scatenare passaparola positivo e autentico da parte dei vostri clienti. Lo sapete benissimo anche voi che il passaparola è un'arma che funziona e questa è un'idea per cercare di stimolarlo ulteriormente da parte dei vostri clienti. Allora, questa diretta sarà breve, vi mostro semplicemente questa per quello che non vi ho avvisato, insomma. Comunque poi potete rivedere il video, chi non riesce a seguirla la può rivedere nel gruppo. Allora, l'idea è semplice ma molto 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 efficace e adesso ve la mostro. Allora, l'idea mi è venuta vedendo un post di una persona che conosco su Facebook. Ok, e da lì ci ho visto subito, sai, da marchettaro, diciamo, ci ho visto subito una malizia da parte di questo podere la torre, che pensavo fosse una cosa studiata. In realtà, chiedendo a questo mio amico, la cosa non era per niente gestita da Podere la Torre, che è diciamo, un parco con piscina dove si può fare aperitivi, è molto molto bello. E questa foto pensavo fosse stata fatta da un fotografo appositamente invitato, diciamo, da Podere la Torre per fotografare i clienti. Invece poi mi è stato detto che appunto la foto in realtà è stata fatta semplicemente con un telefono. Allora, l'idea di base è questa. Potete sfruttare i tag della location per far parlare di voi direttamente da parte dei vostri clienti, come ha fatto questa persona. Questo è un post su Facebook, il tag location si può fare anche nella pagina Instagram. Voi avete idea di che potere possa avere una foto di questo tipo pubblicata su un profilo personale? In questo caso, come vedete, ci sono 50 e passa persone che hanno messo like, una decina di commenti, probabilmente qualche centinaio di persone che ha visto questo post. La location in questo caso non ha speso un singolo euro, anzi probabilmente neanche sanno che è stato fatto. Cosa buona e giusta sarebbe, dato che la pagina della location vede il tag, magari commentarlo, anche ringraziare questa persona di essere stata ospite, insomma, in questa location, cosa che quasi nessuno fa, purtroppo. Quindi la cosa che potete sfruttare è appunto stimolare la naturale tendenza che hanno i clienti di farsi foto e collegarla alla vostra location. Quindi facciamo un esempio, perché è facile magari in un posto del genere dove anche l'ambiente merita di essere fotografato, magari è un po' più facile, mi direte, ma questa cosa si può sfruttare assolutamente anche in altri ambiti. Facciamo ad esempio, facciamo l'esempio di una parrucchiera, nel gruppo ce ne sono tante. Cosa può fare una parrucchiera? Tu hai il cliente che entra in un certo modo ed esce in un altro. Di solito dovrebbe uscire peggio, cioè scusa, entrare peggio di come esce, no? A livello estetico. Quindi banalmente si potrebbe proporre al cliente di fargli una foto prima e poi una foto dopo, no? Tanto comunque loro si fanno lo stesso le foto davanti allo specchio, in qualche modo le pubblicano, quindi nessuna ti dirà di no. Se ti dice di no, pazienza. Quindi gli fai una foto prima, gli fai una foto dopo e poi gli mandi le foto via WhatsApp e gli dici pubblicale nel tuo Facebook, nel tuo Instagram, e se vuoi tagaci come parrucchiera Pinco Pallino, ok? In questo modo gli amici di questa persona vedono la foto dell'amica e questa è tutta promozione gratuita che viene fatta a voi, ed è efficacissima perché viene fatta, è un passaparola che viene fatto direttamente dai vostri clienti. Altro esempio può essere nella ristorazione. Premetto, in alcuni casi potrebbe essere un'idea utilizzare un fotografo.
Adesso non occorre prendere un fotografo professionista o cose di questo tipo, cioè questa foto che vedete a destra è stata fatta con un iPhone, quindi non è che bisogna per forza avere un fotografo professionista, però in alcuni casi magari potete chiedere l'aiuto di qualcuno che sappia usare la macchina fotografica, che viene a fare le foto nel vostro negozio, nella vostra location, dipende dall'attività che avete, e poi passate le foto ai clienti. Oppure semplicemente potete farla voi col vostro telefono, tanto ormai quasi tutti i telefoni fanno delle belle foto, oppure, altra soluzione, potete chiedere, stimolare i vostri clienti a farsele col loro telefono, in modo che ce l'abbiano loro direttamente. Magari gliela fate voi col vostro telefono. Facciamo l'esempio di un ristorante. Il ristorante è altro posto classico dove la gente fa le foto al piatto, no? In questo caso potete o stimolarli autonomamente, magari con il cavaliere, no? Quindi quei dépliant tipo che si possono mettere nel tavolo, in cui li incentivate in qualche modo a fare le foto dei piatti, pubblicarle sui social. Potrebbe essere, ad esempio, una cosa che mi viene in mente al volo così: fate una specie di concorso dove ogni mese sorteggiate la foto più bella che è stata pubblicata dai vostri clienti, taggando la pagina del vostro locale, e gli offrite una cena, gli offrite una qualsiasi cosa che volete offrire. Ok? Altra idea, in altro ambito, centro estetico. Che ne so, potete fare, magari in determinati tipi di servizi, potete fare la foto come per la parrucchiera, al prima dopo, oppure semplicemente al dopo. Non so, una ragazza che viene a farsi il trattamento viso, cose di questo tipo, gli fate una foto e la invitate a pubblicarla sui social. Altro settore, abbigliamento. Nell'abbigliamento si può fare qualsiasi cosa, perché presente come i debiti. Chi è che ha scritto presente come i debiti? Elena, grande Elena. Tommy, ehi, ciao Tommy, grandissimo. E Barbara, ciao Barbara. Sì, poca gente che segue, perché non ho avvisato nessuno, ma insomma poi la vedrete dopo. Altro esempio può essere appunto quello dell'abbigliamento, no? Abbigliamento, che è più che altro magari per le donne, per le ragazze. Potreste ad esempio anche qua stimolare i clienti a usare i social per far scegliere qual è l'abito migliore tra tre che magari il cliente prova, no? Quindi potete dire: cara Anna, che adesso ti stai provando gli abiti, perché non ti faccio una foto a tre, che ne so, tre vestiti, no, che stai provando, li pubblichi sui social e chiedi ai tuoi amici di votare quale ti sta meglio. Ok, questo è un altro esempio, sempre taggando la pagina del vostro negozio. Perché come vedete, sotto la foto che vedete qui a destra, insomma, c'è il nome della vostra attività, il tipo di attività, la città. Cliccandoci sopra qui, per chi non lo sapesse, cliccandoci sopra su questo podere della torre, io come cliente vado all'interno della pagina, quindi posso metterci il like, posso vedere anche delle foto, no, che sono state pubblicate. Insomma, è un ottimo modo per far vedere la mia attività. Che altri settori? Banalmente anche in settori più assurdi, come può essere quello dell'edilizia. L'edilizia ha a che fare con un elemento importantissimo nella vita delle persone, che è la casa, no? Quindi io sono, che ne so, un muratore che fa un nuovo camino. Adesso penso, perché ho davanti il camino, creo un nuovo camino. Posso fargli chiedere al mio cliente di farsi la foto magari quando sta cucinando una mega grigliata con gli amici, no? E dopo taggare appunto la mia pagina come muratore, ok? Quindi adesso sono idee, esempi banali, ma insomma basta metterci un attimo e se ne trova di qualsiasi tipo. Ok ragazzi, questa è l'idea semplice, geniale che vi regalo oggi. Sfruttatela perché funziona, pochissimi la usano, e soprattutto quando venite taggati, per cortesia, date un segno di vita
a sta gente, a sti clienti che vi taggano. Metteteci un like almeno, ringraziateli, cazzo. Vi stanno facendo pubblicità gratuita, almeno un commento in cui li ringraziate è abbastanza la base, no? Ok? Alla prossima ragazzi, buon pomeriggio.